Entriamo al Vinitaly 2014 e non potevamo non incontrare Roberto Castagnier. Allora Roberto Castagnier, buon Vinitaly e soprattutto evviva questa novità, l'innovazione continua, si cerca di andare a rispondere ai bisogni del consumatore e nasce Suite numero 5. È la mia sfida internazionale, la grappa comunque ha fatto dei passi avanti negli ultimi anni in Italia, abbiamo conquistato le donne, poi i giovani, perché comunque si avvicinano alla grappa barricata con molto interesse. Il saltino mancava nei mercati internazionali, in particolare Stati Uniti e Cina, dove ci sono due aspetti diversi. Gli Stati Uniti dove vogliono bere tutto freddo, o comunque col ghiaccio, e la Cina invece che ha un problema nel metanolo. La sfida quindi è partita 3 anni fa, togliere tutto il metanolo che c'è, ce n'era poco ma abbiamo dovuto tirarlo via tutto, ma soprattutto rendere la grappa più pura, più leggera, in modo da poter sopportare anche il ghiaccio. È buonissima liscia, buona fredda, ma gli americani sono abituati a mettere ghiaccio in quasi tutti quello che bevono, tante volte anche nel vino. Dobbiamo pensare che quello è un mercato internazionale, pensate che gli Stati Uniti consumano quasi 1 miliardo di bottiglie di vodka, noi non abbiamo quelle ambizioni, la grappa non ce ne sarà mai per tutti. Ecco, se dovessimo descriverla a chi ci segue, questa Suite numero 5, che cosa possiamo dire? Beh, è molto più leggera, più sottile, ha profumi dell'uva molto eleganti che ricordano il floreale, ma in bocca è liscia, elegante, morbida. Io la definisco pura, per usare un termine facile da capire. È la grappa che avrei voluto inventare anni fa, ma la tecnologia non c'era, proprio perché messa in bocca qualsiasi cittadino del mondo deve dire è perfetta. Ecco, la perfezione è stata la ricerca di questo nuovo distillato. Su quel numero 5 leggo lì distillata 5 volte. Ecco, per la grappa paradossalmente è ricca di aromi, troppo ricca, circa 2000 aromi. Noi abbiamo dovuto togliere tutti quelli che non servivano, la rendevano troppe volte troppo pesante, troppo grassa. Quindi 5 colonne perché ognuna serviva non a buttare dentro ma a selezionare. Dopo 5 colonne, dall'ultima esce la Suite numero 5, che è una grappa particolarmente leggera ma rimane grappa, quindi c'è il profumo, si ritrova il profumo della migliore uva, aromi fruttati e floreali, ma quando si mette in bocca è leggerissima, sembra un gin, ha queste caratteristiche qua. Questo per conquistare proprio quelle nuove generazioni che vogliono bere in maniera leggera ma comunque personalizzata, ma dare anche il modo ai professionisti e ai barman di dire finalmente abbiamo un prodotto che possiamo utilizzare anche come bartender, quindi poter essere miscelata. Bene, io ringrazio Roberto Castagnier, il quale lo reincontreremo con delle altre novità che fanno rima con Fuori Classe. Certo, la mia grappa è più prestigiosa, si chiama Fuori Classe, stasera andremo a cena dove premieremo degli altri fuori classe, personaggi che hanno cambiato la vita di tutti noi, che possono essere stimolo ma anche di immagine per la grappa moderna. Grazie ancora a Roberto Castagnier e continuiamo questa galoppata tra le tante novità e bontà del Vinitaly 2014.